A me sembra una barzelletta, proprio una barzelletta veramente. Stiamo quasi diventando la barzelletta d'Italia, quindi non ci facciamo una bella figura proprio, no? È l'ultima burla che sentiamo, insomma. È una cosa terrificante. Credo che ci vorrebbe anche un po' di responsabilità maggiore anche da parte del Ministro della Sanità. Non tutte le cose sono in Calabria. Noi veramente non ci resta che piangere, non lo so. Sta tutto alla volontà di questo governo di risolvere i nostri problemi, ma a quanto vedo a loro interessano più le loro beghe di palazzo. Le persone che vengono, voglio dire, hanno paura di mettersi in qualcosa di, non dico di illecito, ma di brutto. Cioè, è difficile da governare una situazione come questa. L'ideale sarebbe quello di dare diciamo, ormai il potere della sanità alla Calabria, quindi a un professionista diciamo, di qualità. Sembra che la Calabria sia il palazzo del terzo mondo e non è così, perché noi possiamo dare insegnamento di cultura e di tutto agli altri. Nessuno merita qualcosa del genere, non è una questione di Calabria, non lo merita l'uomo. La funzione pubblica del mezzo televisivo. Restituiamo la voce alla gente, ma proviamo a dialogare con loro perché capire quello che i sentimenti che attraversano la Calabria, i calabresi, in questo momento riteniamo sia molto importante. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro e proviamo ad entrare nelle vostre case raccontandovi non la nostra verità, ma ciò che accade quotidianamente. E per parlare di questo, come al solito, facciamo un giro un po' più lungo, perché se ritorniamo indietro di 40 anni, esattamente 40 anni fa, come domani, visto che siamo nella domenica, il terremoto terribile dell'Irpinia, con migliaia di morti, migliaia di feriti, con una voragine che ancora non si è risanata. E lì ci fu un Presidente della Repubblica, che molti di voi ricorderanno, almeno io me lo auguro, il grande Sandro Pertini, che per la prima volta arrivò per primo in Irpinia e si indignò, coinvolgendo il popolo italiano, lamentandosi della tempestività dei soccorsi. Il nastro si svolge e quindi va avanti e arriviamo 40 anni dopo con una grande figura come Presidente della Repubblica che chiama l'Italia alla coalizione, alle non divisioni, a cercare di risolvere i problemi tutti assieme, perché stando assieme si possono risolvere i problemi, ma la politica risponde picche, perché dentro i 5 Stelle esistono i problemi, perché comunque nella coalizione di governo vuole spazio, Zingaretti vuole spazio, Di Maio vuole spazio, Renzi come al solito vuole spazio, Berlusconi probabilmente dialoga con Conte, Salvini e Berlusconi litigano, addirittura c'è una fuga da parte delle file di Forza Italia nella Lega, in una Lega che continua a tessere una tela del ragno instancabilmente. Queste ovviamente sono cose che si riflettono anche sulla Calabria, una Calabria che manifesta con circa 400 sindaci a Roma, che aspetta però ancora una risposta concreta, una risposta vera, una risposta del quale abbiamo bisogno, perché a questo punto ci sono poche chiacchiere, considerando che quello che si è consumato nelle ultime ore, l'ennesima tragedia annunciata, di nuovo una città importante, un baluardo di questa nostra terra da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista di ciò che fu il sogno infranto della industrializzazione di questa nostra terra, parliamo di Crotone, sommersa da fango e acqua. E ancora siamo senza commissari, per cui la sanità è allo sbando mentre il virus continua a crescere. Parleremo di questo e altro in questo numero, sperando che ovviamente invece i calabresi, così come gli italiani, si ravvedano, perché abbiamo bisogno certamente di nuovi leader, di nuove classi dirigenti, perché in questo momento tutto possiamo permetterci, tranne che le chiacchiere. Ma partiamo con il primo servizio, a proposito del Covid, perché non abbiamo commissari, ancora non sappiamo cosa accadrà, ma il virus continua inesorabilmente ad avanzare. Giuseppe Zuccatelli lo anticipa al TG10 prima della messa in onda dell'edizione delle 14.30. Mi sono appena dimesso, ci dice al telefono, non ho altro da aggiungere, spiega. Una mattinata concitata, ho il telefono intasato, aveva detto rispondendo alla nostra richiesta per un'intervista, è sempre incollato al cellulare che ha appreso del suo futuro lontano dalla Calabria. È lui stesso a spiegare che il ministro Speranza, dopo averlo difeso per giorni, gli ha chiesto di fare un passo indietro, con la stessa
stessa rapidità con cui ho accettato, lascio l'incarico su richiesta del ministro per il rispetto che ho sempre avuto delle istituzioni. Queste le sue parole. Il ministro, spiega ancora Zuccatelli, mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria. Va ricordato che Zuccatelli era commissario anche dell'azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico Universitario Mater Domini. La Calabria è destinata sempre ad un ruolo marginale nel contesto nazionale, se è vero che ogni volta che c'è da assumere una decisione che riguarda questa terra si scatena il finimondo. Qui accade di tutto nel settore più nevralgico e delicato, e cioè la sanità. All'indomani dell'uscita di scena in malo modo e nella maniera più tragicomica possibile del generale Cotticelli, abbiamo assistito ad un tourbillon che definire incredibile è poco. Il ministro Speranza aveva pensato di infilare nel ruolo più delicato l'ufficio del commissario e il compagno di partito Zuccatelli, già attivo in Calabria, protagonista della gaffe non da poco sull'utilizzo delle mascherine. Gaffe che ha scatenato un putiferio a tal punto da costringere Zuccatelli a rimettere il mandato nelle mani del ministro. Altre polemiche, altri veleni, altra roba forte, piovuta sulla Calabria e sui calabresi. Il governo a questo punto, mentre la Vox Populi si spende in favore di Gino Strada, trova la soluzione in ambito accademico, chiamando nel ruolo guida della sanità più scalcinata del paese l'ex rettore della Sapienza, il cosentino Eugenio Gaudio. Capitolo chiuso, ma che nel volgere di un mattino il professore manda a dire al governo che non può accettare perché la moglie non ha nessuna intenzione di trasferirsi a Catanzaro e siccome lo stesso tiene molto alla famiglia ha deciso per il no. Siamo alla barzelletta, o quasi. La patata bollente adesso torna nelle mani del ministro Speranza che a questo punto non può più sbagliare. Chi sarà il prossimo? Gino Strada? Ammesso che sia ancora disponibile e chi lo sa, l'unica cosa che i calabresi sanno è di essere trattati come cittadini di serie B da un governo che non riesce a trovare soluzione al problema sanità nel bel mezzo di una pandemia che mette a rischio la vita dei cittadini. Il presidente facente funzioni della regione, Nino Spirlì, dal suo profilo Facebook ha chiesto le dimissioni del ministro. Insomma, la giostra continua e purtroppo sulla pelle di tutti noi, cittadini di serie B. Sappiamo molto di più sul pasticcio sanità in Calabria, ma si tratta solo di cose veicolate dai giornalisti. Niente retroscena o accordi saltati. La prima è che Conte si è assunto la responsabilità di aver sbagliato tutto su Calabria e commissari. Prima Cotticelli, per il quale dice di aver scoperto tardi che non era adatto per il ruolo, poi Zuccatelli e la storiaccia della mascherina e per ultimo Gaudio, anche in questo caso ammette di aver toppato. Adesso si è rimesso al lavoro con Speranza per individuare la figura giusta. I due hanno una serie di curricula sul tavolo e tra questi quello del generale della Guardia di Finanza D'Andrea. Nel frattempo però la palla passa a Gino Strada che, dopo aver raggiunto un accordo di collaborazione con la Protezione Civile, lavorerà per mettere a punto gli ospedali da campo. In tutto questo bailam di voci, progetti e promesse che si susseguono, il presidente facente funzioni Nino Spirlì annuncia candidamente che la Calabria è l'unica regione a non avere un piano anti-Covid, il piano che avrebbe dovuto redigere il generale Cotticelli. Peccato che non sapesse di essere lui il responsabile, ma questa è un'altra storia che si somma alle inefficienze e all'improvvisazione che attraversano il nostro sistema sanitario. Tutto questo mentre il contagio cresce e la gente muore. Le responsabilità sono trasversali e su questo non c'è alcun dubbio, però poi si rimbalzano perché ciascuno le restituisce o prova comunque ad affibbiarle a qualcun altro. E questo non finisce qui, perché è chiaro che mentre si stanno montando gli ospedali da campo, nonostante fino a 12 anni fa avevamo gli ospedali di prossimità, quelli che sarebbero dovuti diventare ospizi, case della salute, ma che invece in alcuni casi sono strutture che potrebbero essere con poche lavorazioni, pochi investimenti, delle strutture importanti. Montiamo gli ospedali da campo come in una zona di guerra, perché di questo si tratta, perché noi probabilmente meritiamo tutto ciò. Ma qualora non bastasse, ci sono delle assolute
e inopportune dichiarazioni da parte dei politici, perché non ci facciamo bastare mai nulla. C'è l'arresto del Presidente del Consiglio regionale Tallini e poi ci sono una serie di ovviamente dichiarazioni, alcune imbarazzanti da parte dei suoi stessi compagni di cordata che appartengono alla stessa area politica, tra questi il sindaco Sergio Abramo, per non assolutamente farsi mancare nulla, nemmeno la Lega, attraverso Salvini direttamente, attraverso il facente Funzioni Spirli, che ovviamente lanciano strali anche da quel punto di vista, dichiarandosi qualcuno garantista. Ma la più infelice delle dichiarazioni, ovviamente, appartiene al senatore Morra. È quasi equiparabile al corto di Muccino, tanto brutta quanto non se ne può parlare, perché veramente, oltre ad offendere i calabresi, offende proprio i malati oncologici, e tutto ciò troviamo veramente che sia veramente poco dignitoso, soprattutto per una persona che è stato eletto con i voti dei calabresi e che dovrebbe rappresentare gli interessi di questo popolo, che lui stesso poi, in un certo qual modo, denigra. Ma andiamo avanti, perché a proposito di politica, il dato è storico. Oltre 400 sindaci alla volta di Roma si sono recati per chiedere giustizia e una nuova sanità gestita direttamente dai calabresi. I sindaci calabresi con la fascia tricolore radunati in piazza Montecitorio per chiedere la fine del commissariamento e una sanità normale per la Calabria, capace di tutelare al meglio la cittadinanza anche nell'emergenza Covid. Uno striscione esposto in piazza recitava commissariati e indebitati dallo Stato. Una delegazione è entrata a Palazzo Chigi per essere ricevuta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. All'incontro ha partecipato il Ministro della Salute Roberto Speranza. Potete confermare alle vostre comunità che da parte del Governo c'è la massima attenzione verso tutti i cittadini calabresi, così il Premier Conte nel corso dell'incontro. Chiediamo condivisione e dialogo tra i territori e il Governo per la tutela del diritto alla salute. Il commissariamento deve essere provvisorio, non può durare per sempre. Chiediamo la condivisione sulla scelta del commissario, non ci interessano i nomi ma le competenze, ha detto il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Anche rispetto alla necessità di ripianare il debito ingente accumulato durante la lunga fase del commissariamento, il governo avrebbe assunto degli impegni. Un'altra richiesta che abbiamo avanzato con forza, scrive Mario Occhiuto, è stata quella di pervenire prima possibile a una ripartizione più equa delle risorse finanziarie destinate alle varie regioni e di rivedere i criteri sui quali si fonda l'attuale ripartizione, che genera una discriminazione a tutto svantaggio della Calabria. Non ci sfugge che una gestione commissariale, che deve essere straordinaria, si trascina da 10 anni, rischiando di essere ordinaria. Dobbiamo lavorare per dare alla gestione commissariale una prospettiva temporale ben delimitata, ha detto il Premier Conte. Avvertiamo forte la responsabilità di individuare un profilo adatto per il commissario della sanità calabrese, ha aggiunto. Il governo continuerà a seguire con la massima attenzione l'emergenza sanitaria in Calabria e cercheremo di lavorare tutti insieme, ha concluso il Premier, dialogando anche con voi sindaci perché si superi la fase emergenziale. E questo ovviamente è il tempo ancora delle parole. Bisogna passare da questo tempo delle parole, nonostante alcuni sindaci si sono presentati con documenti programmatici, ma adesso è il momento dei fatti e al netto delle dichiarazioni sull'azzeramento del debito, che noi ovviamente riteniamo quanto mai una chimera, ci vuole praticamente un'azione concreta nell'immediato, perché se no non se ne esce. E quindi io immagino e invito i sindaci a mantenere alta la guardia, perché solo così si può continuare a provare a sperare di cambiare qualcosa. I territori rappresentati dai 400 e più sindaci sono avamposti che rappresentano la popolazione calabrese e quindi vanno difesi quotidianamente. Adesso non bisogna più avere pause fino alla prossima azione. Ma nel frattempo c'è una dichiarazione importante che arriva da chi dirige la DDA in questa regione, che è Nicola Gratteri, e che per quello che riguarda il commissariamento della sanità, fino ad uscire, speriamo, da questa fase, dice che ci vuole un calabrese affermato, un professionista, che è stato costretto ad emigrare e che potrebbe tornare in questa terra per ridare la dignità e le giuste opportunità. Un commissario alla sanità calabrese è quello che immagina e che pensa Nicola Gratteri. Il procuratore capo di Catanzaro lo ha ribadito anche oggi nel corso del nostro TG. Io penso sempre al dolore di nostri amici che come possono scappano, ora purtroppo col Covid non è possibile muoversi tanto o volare, che hanno lasciato questa terra per trovare un lavoro, che magari non si sono piegati alle logiche della massoneria deviata,
alle logiche mafiose, alle logiche clientelari, e sono andati via, sono scappati da Roma in su, e sono professionisti, gestiscono ospedali, reparti, sono professori universitari, sono negli organismi internazionali dove si decide il protocollo dei farmaci antitumorali, sono manager di multinazionali, sono persone che gestiscono migliaia e migliaia di operai e di dipendenti, e sono calabresi, sono figli di questa terra, sono figli di nessuno, sono figli di semi-analfabeti che hanno avuto solo l'intelligenza, lavorando con la zappa o col martello, di mandare i figli a scuola, privandosi anche di comprarsi un paio di pantaloni. E allora questa gente che dal nulla, da zero, è riuscita ad affermarsi e che ha dimostrato concretamente di essere capace di gestire, perché non ci ricordiamo di questa gente, di questi prototipi? Sarebbe un bellissimo esempio per questi figli di questa terra, farli tornare e dire: io sono andato via 30 anni fa, 40 anni fa, ho fatto questo, metto a disposizione la mia intelligenza, la mia professionalità, il mio amore per la Calabria. E queste sono le dichiarazioni del procuratore Gratteri, che, sollecitato, come al solito non si tira mai indietro, anzi addirittura rilancia e dice la sua fino alla fine. Quindi secondo lui un calabrese opportuno, un calabrese di grandi capacità, un calabrese che ha voglia di ritornare, facendo vedere che quello che lui ha fatto soprattutto è frutto di un lavoro faticosissimo, durato anni, e che potrebbe riuscire a restituire anche parte di questa sua esperienza, di questa dignità, anche a questa sua terra, la terra che poi ha dato i natali. Quindi aspettiamo la figura di questo professionista. Già però ci sono delle eco strane rispetto a quelli che potrebbero essere i potenziali nomi, ma ne abbiamo parlato anche all'inizio, durante lo scorrere dei servizi e delle notizie. Ancora una volta siamo alla ribalta nazionale per l'ennesimo scandalo. Pharma Business. È stato arrestato il Presidente del Consiglio Tallini. Questa è la sede del consorzio al centro dell'inchiesta della DDA di Catanzaro. Il progetto Pharmitalia nasce nel 2013 da un'idea del tutto legittima di un architetta calabrese residente a Roma. L'intenzione era quella di creare un centro servizi a Sellia Marina e altri progetti da realizzare accedendo a finanziamenti dell'Unione Europea, tra cui anche la costituzione di un consorzio per lo smistamento di farmaci. Ma in quel progetto successivamente si inseriscono personaggi vicino ad ambienti criminali, così la donna e il marito escono di scena dicendosi profondamente delusi dagli amici calabresi. Il business dei farmaci fa gola alle cosche, la famiglia Grande Aracri fiuta l'affare e così il consorzio Pharmitalia e la società di capitali Pharmaeco nascono con l'apporto finanziario della Cosca, che si assicura così coperture nel riciclaggio di capitali sporchi, ma anche fette di mercato ad imprese funzionali agli interessi dell'organizzazione criminale, imprese che a loro volta redistribuiscono ricchezze tra gli affiliati. Un sistema attraverso il quale si truffa il Servizio Sanitario Nazionale esportando illegalmente anche farmaci oncologici per rivenderli all'estero con profitti enormi. Agli atti dell'inchiesta ci sono le conversazioni tra gli indagati. Gli antitumorali gli ospedali li comprano a 1.000, dicono, nell'Inghilterra li vendono a 5.000, qui tu guadagni 4.000 euro l'uno. C'è poi l'acquisizione di farmacie in difficoltà economiche mediante fallimenti pilotati. Nella rete di farmacie e parafarmacie controllate dall''ndrangheta, 20 in Calabria, 2 in Puglia e 1 in Emilia-Romagna, venivano quindi venduti medicinali del consorzio. Il consorzio ha sede a Catanzaro, una realtà nata grazie al coinvolgimento di imprenditori, faccendieri e l'interessamento del politico Mimmo Tallini, che, scrivono gli inquirenti nelle pagine dell'ordinanza, sarebbe stato determinante per l'avvio dell'iter. Si sarebbe infatti speso notevolmente per eliminare ogni ostacolo burocratico e amministrativo per la nascita della compagine imprenditoriale. In cambio, i Grande Aracri gli avrebbero garantito sostegno alle regionali del 2014. Al vertice della Cosca c'erano le donne, si tratta della moglie e della figlia del boss Nicolino Grande Aracri, ma anche della consorte di Ernesto Grande Aracri, 3 donne capaci di rappresentare e restituire le figure apicali dell'organizzazione, provvedendo a dare disposizione direttiva agli associati nella pianificazione delle attività illecite, anche in ragione delle indicazioni provenienti dai congiunti detenuti. Quindi ora, al netto di quello che accadrà, perché poi bisogna aspettare
di capire come si evolverà anche questa situazione da un punto di vista della giustizia. Quello che possiamo ammettere candidamente, senza alcuno sforzo, visto che siamo in televisione, è che l''ndrangheta, ancora una volta, può essere definita veramente una montagna di merda, soprattutto quando si specula su quelli che sono dei farmaci importanti, ci sono anche dei farmaci tumorali. Ma questo è intanto lo stato dei fatti, che dobbiamo restituirvi così com'è, asciutto. Perché? Perché bisogna stare attenti, perché bisogna veramente trovare la via giusta, e questa non è certamente una via che ci può garantire una normalità, semplicemente quello che probabilmente molti calabresi nel quotidiano chiedono. A rispondere a questo accadimento un senatore della Repubblica che sta anche ovviamente ai vertici dell'antimafia nazionale. Sentite cosa dice. Sarò politicamente scorretto. La Presidente della Regione Calabria era cosa nota a tutti, fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Iole Santelli, ma politicamente c'era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, questa è la democrazia, ognuno deve essere responsabile delle scelte che pone in essere. Hai sbagliato? Nessuno ad un certo momento ti deve aiutare perché sei grande e grosso. E bufera su Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, dopo le affermazioni che avete sentito a Radio Capital. Forza Italia insorge, parole indegne per il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che aggiunge rappresentano un'offesa per tutti i malati oncologici. Non gli restano che le dimissioni. Parole vomitevoli le definisce il leader della Lega Matteo Salvini. I calabresi hanno votato Iole Santelli come loro presidente perché era una grande donna, una grande professionista che amava follemente la sua Calabria, precisa in una dichiarazione il presidente della Liguria Giovanni Toti. Indignazione bipartisan, chieda scusa, affermazioni inaccettabili, così le bolla il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. Malumori anche nel Movimento 5 Stelle e la parlamentare europea Laura Ferrare a definire agghiacciante il contenuto delle sue parole. Tante anche in Calabria le reazioni. Il presidente facente funzione della regione Nino Spirlì ha detto: Morra si vergogni e si dimetta. I presidenti dei consigli comunali di Rende, Cosenza e Montalto hanno definito oltraggiose le affermazioni dell'esponente pentastellato. Intanto il senatore Morra si difende e dice: le mie parole sono state strumentalizzate. È perché è semplicissimo poi dire che le parole vengono strumentalizzate, che le cose vengono tagliate e cucite ad arte dai mezzi di informazione. E questa è la via d'uscita che appare più semplice da attraversare, quando poi invece non si controlla, perché il cervello e la bocca non hanno uno stretto collegamento, dimenticandosi che quando si parla dei calabresi sono gli stessi che hanno consentito a Morra non solo di occupare il ruolo che ha, ma intanto di arrivare al Senato della Repubblica. E mi pare che di questi tempi, e considerando la situazione di grave crisi economica e di tutto il disagio che si sta vivendo, che sta vivendo tutta quanta la nostra regione, tutta quanta la nostra nazione, non sia una cosa di poco conto. Quindi probabilmente pensare prima di parlare garantirebbe sicuramente delle figure migliori, ma abbiamo già paragonato le dichiarazioni che poi si susseguono in tutti i campi. Quello che io certo auspico rispetto anche alla politica regionale, che è una politica di transizione, perché a quanto pare si andrà a votare il prossimo 14 febbraio, auspicabilmente e ovviamente compatibilmente con quelle che sarà l'involuzione, ci auguriamo, della diffusione della pandemia. Basta promesse e soprattutto basta a noi stessi, a noi calabresi, ascoltare le promesse, le finte promesse, perché da qui al 14 ovviamente ne sentiremo delle belle in tutti quanti i comparti. In questo momento si amministra per l'ordinario e quindi quando si amministra per l'ordinario bisogna risolvere i problemi del quotidiano, quelli che ci affliggono immediatamente, ma dal punto di vista della prospettiva si potrà fare ben poca cosa. Questo è importante che tutti quanti lo sappiano e soprattutto che tutti quanti noi coscientemente ci riorganizziamo pensieri, idee e azioni per cercare ovviamente una Calabria migliore. Noi abbiamo finito anche per questo numero di Seven. Chiaramente vi diamo appuntamento alla prossima settimana invitandovi a restare su quello che è il 10 del digitale terrestre, perché 24 ore su 24 tra TG e approfondimenti proviamo ad entrare in casa vostra e a darvi un taglio giusto dell'informazione. Alla prossima!